God Save the Wine, siamo a Verona con Francesco Gera del Castelli Greve Pesa, quindi siamo nel Chianti Classico, siamo in una dei probabilmente la più grande azienda del Chianti Classico, andiamo a fare qualche qualche cantina di invecchiamento e di imbottigliamento del Chianti Classico. Chianti Classico, quindi gran selezione, addirittura 3 gran selezioni, l'Amole, Panzano, Il Castello di Bibbione. quindi un impegno grandissimo del Chianti Classico, ma anche si guarda anche oltre, no? Verso la frontiera, la Maremma, tant'è che oggi ci porti un vermentino. I nostri conferitori, che sono già nostri conferitori del Morellino, da quest'anno appunto hanno conferito anche il vermentino. Il vermentino 2014, quindi siamo sulla zona mare con un prodotto molto fresco, un vermentino che traspira sole, aria, vento, perché comunque è proprio le colline sotto Montiano, quindi prendono circa 2008-3000 ore di sole l'anno queste vigne e fanno questo prodotto molto fresco, molto fruttato. Infatti io ci sento l'ananas, questa dolcezza, questa punta di dolcezza che si sente appena in bocca dà questa forza a questo vino. E poi direi veramente questo sole, vento, l'aria, Lo sento no? dentro al vino. È un prodotto secondo me molto al femminile, perché è rivolto molto al pubblico femminile, perché appunto questa dolcezza che arriva in bocca lo suggerisce. In realtà dicono le persone, le ragazze in realtà vogliono le persone, gli uomini decisi, Certo, gli uomini, è vero. però sinceramente io guarda, piace anche a me e io questo verso la primavera e l'estate me lo bevo volentieri. Bene. Grazie mille. Francesco. Grazie Andrea, grazie a voi di averci invitato anche qui al Vinita. È un piacere. Grazie.